Un nuovo incidente mortale dopo i due successi giorni fa a Racalmuto e Comitini, una vera tragedia sulle strade agrigentine. Un ragazzo disabile di 34 anni, Giovanni Rizzo, originario di Campobello di Licate, è deceduto in seguito a un terribile schianto avvenuto nella notte scorsa nei pressi della rotonda Giunone ad Agrigento. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo su cui viaggiava il 34enne, un Fiat Doblo, è andato a finire all'interno della rotonda Giunone. L'impatto è stato violentissimo. Per il 34enne non c'è stato nulla da fare, mentre è rimasto ferito, ma non in pericolo di vita, l'autista del mezzo, un uomo di 32 anni. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, insieme alla polizia stradale, ai carabinieri e agli operatori del 118. Per ore e ore i pompieri e la polizia stradale di Agrigento, coordinata dal vicequestore Andrea Monreale, si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica di quella che per l'Agrigentino è stata l'ennesima tragedia. Alla base dell'incidente stradale non è escluso che possa esservi stata una distrazione. Il Fiat Doblo, che proveniva da direzione Caltanissetta, a quanto pare ha preso dritto la rotonda Giunone. Spetterà ora alla polizia stradale fare chiarezza ricostruendo cosa è effettivamente accaduto quella notte. Intanto il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, e l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per la tragica scomparsa del giovane Angelo Macaluso, che ha perso la vita nel tragico incidente nei pressi del centro commerciale Le Vigne, uscendo con la sua auto, una Volkswagen Polo, fuori strada al termine del suo turno di lavoro durante la notte. Il sindaco Maniglia afferma e esprime cordoglio e solidarietà alla famiglia per la tragica perdita di Angelo, un giovane stimato e apprezzato da tutti in paese. Oggi le bandiere verranno esposte a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici e durante i funerali che si svolgeranno nella chiesa madre di Racalmuto le attività commerciali abbasseranno le saracinesche. E sempre 24 ore dopo, nei pressi di Comitini, un'altra vita è stata spezzata. Il giovane agrigentino Alfonso Taglialavoro, di 24 anni, al rientro da Casteltermini, dove aveva passato le sue ultime ore in compagnia della fidanzata, ha perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Golf, e quando emerge da notizie stampe il corpo di Alfonso Taglialavoro è stato trovato privo di vita dai genitori che, non vedendolo rientrare e non rispondendo al suo cellulare, avevano deciso di andarlo a cercare personalmente, percorrendo la strada statale 118. Intanto la salma è stata restituita ai genitori per i funerali.